Mandi. Il Comune di Campoformido, assieme alla Protezione Civile Comunale, sta attuando in questo periodo una serie di misure. La prima, non in misura informativa, sono stati consegnati dei volantini riportanti il decalogo delle buone norme da tenere in questo periodo. Il secondo, un volantino dove si indicavano i numeri di telefono da chiamare in caso di necessità. La Protezione Civile in questo periodo sta facendo un lavoro veramente egregio perché oltre a mettersi in gioco per la sicurezza del territorio e passare a diffondere il messaggio che ci ha inviato la Regione, sta anche dando una grossa mano ai esercizi pubblici locali. Per esempio regolando l'afflusso al supermercato, in quanto nei primi giorni la gente era un po' confusa, era un po' impaurita. Adesso si sta rasserenando, è consapevole della situazione e sta reagendo bene alle nuove normative. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, siamo già passati a fare una prima pulizia di tutte le strade. In questi giorni verranno disinfettate con una soluzione di cloro, in maniera tale da rendere ancora più sicuro il nostro territorio. Chiediamo la collaborazione di tutti, noi ce la stiamo mettendo tutta e stiamo facendo di tutto per uscirne il prima possibile. E ringraziamo veramente tutti i cittadini che si sono anche resi disponibili a dare una mano per quanto riguarda l'assistenza, chiamiamola psicologica, il fatto stesso di chiamare il proprio vicino al telefono e dirgli come stai. Questo è una parola di conforto che non costa niente, che però può essere di aiuto a chi in questo momento si ritrova a non poter uscire da casa. Teniamo duro, restiamo a casa e ce la faremo a uscire il prima possibile. Grazie a tutti.